inventate le fotografie, chi mi ha convinto a portar qui le mie, che poi lo sappiamo, scattano le paranoie, le facce nelle foto accanto a noi, entrate nelle nostre vite, poi scappate di corsa per non tornare mai. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente cischia all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Da queste foto io non lo direi, che di tutta sta gente solo noi siamo rimasti uniti senza fotterci mai. Sull'amicizia e sulla lealtà ci abbiamo puntato pure l'anima, per noi chi l'ha fatto, chi per noi lo farà. Quanti in questi anni ci hanno deluso, quanti col sorriso dopo l'uso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente cischia all'improvviso, dice voi non capite un cazzo, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, fai un gran bel gioco però se non hai difesa gli altri segnano e poi vincono, loro stanno chiusi ma alla prima opportunità salgono subito e la buttano dentro a noi, la buttano dentro a noi. Il tipo con il cappellino blu dei New York Yankees, quello lì sei tu, mi sa che anche al cesso te lo tenevi su. E quella nella foto accanto a te non è il fenomeno della tua ex, quella che diceva scegli io loro o me. Quante in questi anni ci hanno deluso, quante ci hanno preso e poi di peso ci hanno buttato. Si alza dalla sedia del bar chiuso, lentamente Cisco fa un sorriso e dice noi abbiamo capito tutto, è un po' come nel calcio, è la dura legge del gol, gli altri segneranno però, che spettacolo quando giochiamo noi, non molliamo mai, loro stanno chiusi ma cosa importa chi vincerà, perché in fondo lo squadrone. Eccoci con Mister De Cecco, anche questa è fatta, la striscia positiva del Portogallo Calcio continua. Oggi 3 volte in vantaggio, 2 volte ripreso, ma la terza per gli avversari è stata fatale. Un Portogallo che comunque ci sembra abbia condotto la gara per quasi tutti i 90 minuti, forse esagero un po', ma insomma l'avversario c'era, era tosto, ma il Portogallo oggi si è dimostrato più forte. Sicuramente è da fare un plauso alla squadra, perché comunque giocare una partita contro una vincente di un torneo non è così scontato, si è stati bravi, abbiamo interpretata bene, abbiamo avuto noi effettivamente il pallino del gioco, ma d'altro canto questa squadra avversaria, soprattutto fuori casa, è una squadra che ti fa giocare poi con delle ripartenze letali, come hanno fatto vedere, sono riusciti durante il campionato ad andare in vantaggio e infatti ci hanno punito in due situazioni di ripartenza, siamo stati un po' molli noi, soprattutto subito dopo aver fatto il gol in entrambi i casi, quindi
con l'unico rimprovero da fare è questo, ecco. E partita che è stata giocata, penso come era stata preparata, si voleva assolutamente evitare l'incognita intorno all'otto dei rigori. Assolutamente sì, perché comunque a prescindere che noi la qualità per battere anche 10 rigori l'abbiamo. Però è chiaro che, visto anche la mole di gioco che costruiamo, è giusto anche chiuderla dentro i 90 minuti. Sì, allora adesso venerdì abbiamo questa ultima gara di questa stagione, sarebbe magnifico, un sogno vincerla, però anche se non dovessimo riuscirci, insomma, è una grandissima stagione lo stesso. Assolutamente sì, manca una finale, le finali i ragazzi sanno come affrontarle e quindi l'augurio è quello più che positivo e per mettere la ciliegina, come si suol dire. Sì, allora chiudiamo dando appuntamento a chi ci sta ascoltando al Russolo, perché al 15 c'è un appuntamento importante e ci sarà anche lei, penso. Al Russolo ci sarà Bergomi, Cunico, non mi ricordo l'altro ospite, ma insomma venite a vedere che sarà e si parlerà di calcio, insomma. Assolutamente sì, un appuntamento molto bello ed anche di qualità, perché portare a Portogruaro Bergomi e comunque anche la presenza di Marco Cunico e appunto mi pare di un psicologo è una cosa ben gradita, e l'argomento è importante soprattutto per capire un po' l'orientamento della società per il prossimo futuro, perché si parla del settore giovanile e i progetti sono importanti e tutto questo dimostra che la società vuole fare le cose. E perciò non solo sport giocato ma anche sport a 360 gradi come anche valore sociale. Assolutamente. Bene, grazie mister. Grazie a lei. Eccoci con mister Alberto Boscaro. Oggi il Portogruaro 3 volte in vantaggio, per 2 volte siete riusciti a raggiungerlo, però la terza volta è stata fatale. Un Portogruaro comunque che è sembrato dagli spalti che avesse un po' più iniziativa sul campo. Che partita è stata? Ma è stata una partita che secondo me intanto è stata una buona partita, perché tutte e due le squadre ci tenevano a fare una bella figura e a proseguire, diciamo, quel cammino che hanno fatto in quest'anno, dove hanno ottenuto un risultato eccellente entrambe. Secondo me è una partita che ha rispecchiato un po' l'emblema delle due squadre e come sono costruite. Ho visto un Portogruaro molto organizzato, un gran possesso palla, un'esperienza nei giocatori di alto livello, e noi abbiamo cercato di dimostrare quelle che sono un po' le nostre caratteristiche, una squadra che non molla mai, per cui anche se è andata in svantaggio non molliamo, cerchiamo sempre di imporci sull'avversario. Quest'oggi abbiamo fatto un pelo meno rispetto alle altre volte, ma i ragazzi hanno fatto una prova eccezionale anche oggi, secondo il mio punto di vista. Partita che poteva rischiare di finire ai rigori, eravate preparati anche in questo senso? Ma noi volevamo fare bella figura, ovvio che scendi in campo per cercare di fare il risultato pieno. Abbiamo recuperato subito il primo svantaggio, abbiamo recuperato poco dopo anche il secondo svantaggio, per cui da parte nostra c'era l'interesse di fare una buona prestazione e di poter continuare il cammino. Purtroppo non siamo riusciti negli ultimi minuti ad avere quell'occasione, sfruttarla e raddrizzare la partita, ecco. Però l'obiettivo che avevamo era quello sicuramente di venire qui e giocarcela. Sì, l'ultima domanda, qualcosa da recriminare o il risultato tutto sommato è giusto? Ma il risultato è questo, per cui bisogna accettarlo. Noi, i ragazzi dicevano che il terzo gol la palla era fuori di un buon 20-30 centimetri sulla prima di arrivare in centro area, però va bene, accettiamo quello che è il verdetto del campo, siamo ancora soddisfatti per quello che abbiamo fatto quest'anno e va bene così per adesso. Ecco. Bene, grazie. Grazie a voi.